Dove la provincia ha mancato si muovono i comuni, guerra fra poveri, quella che si consuma in questo riavvio di anno scolastico. L'amministrazione provinciale, costretta a tagliare, penalizza le famiglie nelle spese del trasporto scolastico. È un costo elevato per le famiglie che in questo periodo sconto non ce n'è, ecco. Ci sarà gente che non ce la fa più a mandarli a scuola con le stesse come prima, insomma. I comuni non stanno meglio finanziariamente parlando, tanto che i sindaci per la prima volta nella storia hanno scioperato, ma si stanno reperendo quelle risorse utili a tamponare i disagi. Ha iniziato Calalzo, seguita a ruota da Cortina, da Borca, ora si muovono anche altri, Santo Stefano, Sedico. Aggiunge dei fondi in modo tale da portare l'abbonamento per gli studenti delle scuole superiori a 300 euro. Questo è il nostro obiettivo. Siamo riusciti a farlo naturalmente con poco tempo, ma dall'anno prossimo, se questa cosa si renderà ancora necessaria, introdurremo anche dei ragionamenti e dei passaggi che riguardino la capacità autonoma delle famiglie, cioè il reddito delle famiglie. Questo intervento aiuta gli oltre 400 studenti delle superiori di Sedico. Intanto il Consorzio BIM ha riunito in assemblea urgente i sindaci per un unico argomento: sostenere le famiglie, tanto che all'unanimità è stata stanziata la somma di 320.000 euro. Tante famiglie tirano un sospiro di sollievo. Si accederà a partire dai primi di ottobre al sito del comune, si compileranno i propri dati e poi la cosa avverrà anche senza accesso fisico allo sportello comunale, quindi una cosa molto semplice.